Ci troviamo oggi ai Paludi Cordignano. Si tratta di un insediamento antico di 4-5 mila anni fa. Qui si trovavano insediate una serie di tribù che si dedicavano all'agricoltura, al commercio, e qui si fabbricavano numerosi strumenti in selce. Ogni anno, dopo le arature, ci facciamo il nostro survey e veniamo a controllare se sono affiorate appunto altri reperti, dei reperti nuovi. Non è facile, ma qualcosa troviamo sempre. Quindi c'è la soddisfazione e questa soddisfazione ci fa tornare qua sempre ogni anno per il recupero di questi materiali che per noi sono importanti. E come funziona? Voi passeggiate e scavate? No, cioè non è uno scavo, è proprio un passeggiare. Dopo la pioggia cosa succede? Si dilavano le selci e sono più visibili dei sassi, insomma. E quindi raccogliamo questi strumentini quando siamo fortunati o delle schegge normali di selce. Ecco, una cosa importante è uno studioso bellunese ci ha spiegato che le selci che si trovano qua provengono addirittura dal Monte Toc. Praticamente il giacimento delle selci è lì, e però vengono trovati qua gli strumenti lavorati. C'era già da allora probabilmente una specie di commercio, qualcosa che legava questi due posti, insomma. Gli strumenti sono relativamente pochi, però possiamo notare che sullo strumentino o sul pezzo di scheggia tolto dal nucleo è evidente il colpo a conchiglia. Questo ci dice che è stato fatto uno stacco intenzionale, non può essere una cosa fatta con il vomere del trattore, no, è stato fatto proprio con una percussione per ottenere la scheggia. Ripeto, questo colpo a conchiglia particolare sono delle microfratture che si vedono sulla parete da dove è stato staccato o dello strumentino stesso, insomma.